È stato nel 2024 che abbiamo avuto riconoscimento durante il decennale. Buongiorno a tutti, grazie a coloro che ci stanno già seguendo. Scusate il ritardo per l'inizio di questa conferenza stampa che ho l'onore quest'oggi di condurre, insomma, dando il benvenuto anche ai presenti. Una conferenza stampa che per la prima volta arriva a Ferrofini, al Palazzo Ferrofini, la sede del Consiglio regionale del Veneto. Per noi e per me è un grande piacere e un onore presentare qui quest'oggi l'11ª edizione della US Kids Venice Open, una manifestazione straordinaria che da diversi anni, dal 2015, si svolge in territorio padovano, che ha visto tantissime persone, tantissime amministrazioni locali, poi le citerò, tantissime realtà, prendere insomma da un'idea di una famiglia, prendere forma e coinvolgere, potrei dire, tantissimi paesi, tantissime nazioni, perché mi ricordo, se ricordo bene, sono 35 le nazioni di cui gli atleti partecipano, sono 300 i partecipanti a quello che è un circuito di golf per ragazzi importante. Sto parlando di un'iniziativa che anche quest'anno prenderà forma dal 17 al 19 agosto nei campi della Play Golf 54, del golf della Montecchia, Frassanelle, Galzignano Golf Course, che sono impianti tutti padovani che hanno visto grandi investimenti, anche una grande attenzione all'ambiente, alla natura, per cui ha conseguito anche dei importanti riconoscimenti. Vedrà in questo periodo agostano la partecipazione in questi 3 giorni di gare, con 3 percorsi di gara, 16 categorie di atleti da 6 a 18 anni di età e dicevo tutto questo grazie a tante persone che danno vita a questo grande momento. Voglio ringraziare, che poi limiterò insomma a intervenire, la dottoressa Maria Paola Casati, responsabile del Golf Montecchia Academy, grazie dottoressa e benvenuta. La dottoressa Monia Meneghini, referente dell'ufficio stampa Play Golf 54, grazie dottoressa Meneghini. La dottoressa Marta Minozzi, referente marketing ed eventi, e il dottor Alessandro De Luca, responsabile progetti sostenibilità ambiente per il gruppo Play Golf 54. Desidero prima di lasciare insomma spazio anche alle immagini che raccontano dal 2015 a oggi tanta storia di tante edizioni, di tanti partecipanti da 35 nazioni o più in questi anni, quello che anima soprattutto e che coinvolge il territorio. Un territorio che ha visto vede anche quest'anno il patrocinio della Federazione Italiana Golf, del CONI Veneto, del Comune di Padova, la Regione, noi tutta Veneto, che siamo a vostro fianco, che abbiamo finalmente la possibilità di fare questa conferenza stampa ufficialmente anche in Regione, la Provincia di Padova, il Comune di Galzignano Terme, Rovolon e la mia città, la città di Salazzano Dentro, che per tanto tempo ho avuto il piacere e l'onore di guidare. Un'iniziativa che però non è solo sport, non è solo formazione, non è solo divertimento, ma è anche serietà,
è anche, come qualcuno ritiene correttamente, un momento di competizione, ma quella competizione sana, quella che noi riteniamo nei nostri giorni debba crescere bene nel rispetto delle regole, degli altri, ma soprattutto che la competizione ci sia per poi, diciamo, una volta terminata la gara, essere tutti insieme e con grande senso di comunità. Ed è per questo che poi non è mai mancata, io credo che un ringraziamento va al nostro Presidente, che credo che sia giusto dire che il Presidente Paolo Casati, insieme a tutte le realtà, sono con la sua figlia, con la dottoressa Casati qui presente, il motore di quello che è stato un cambio di passo per il mondo golfistico anche del Veneto, non solo del Veneto ma nel panorama italiano e del Veneto, e all'interno del mondo del golf si è portato anche un sentimento importante come quello che accompagna anche quest'anno le iniziative sportive con la raccolta fondi per la ricerca e lo sviluppo con l'Isola che c'è, un'associazione che è partner importantissimo dell'Hospice Pediatrico U6 Euganea Padovana, che per noi è una delle strutture più importanti ma anche riconosciuta nel panorama italiano tra le strutture più importanti per le cure palliative. Io mi fermerei qua, prima inviterei la dottoressa Casati a prendere posto a fianco a me, la ringrazio, benvenuta, grazie di essere qui tutti voi. Lancerei, se possibile, il video per dare inizio a raccontare a coloro che guidano questo grande evento tra poco direttamente dalle loro parole, dopo il video di quello che racconta 10 anni di grandi successi. Prego. The best Open ever. International players coming from all over. Spain, Italy, South Africa. I had a dream like you, all of you know, to become a good golfer. Most of all, you need to believe in yourself. Justin Thomas, Lexi Thompson, tutti passati dalla US Kids. Ci vuole la volontà, la passione. 10 years of Venice Open. 10 anni di Venice Open in Italia. Io sono felice. Ci siamo. Grazie, possiamo riavviare l'illuminazione, grazie. Dottoressa, posso dire Presidente in pectore quest'oggi. Ringraziando il Presidente Casati, credo che una delle cose che io ricordo più forte del messaggio che quando vi ho incontrato e conosciuto, insomma, con le vostre progettazioni e progettualità, chiedo scusa per il futuro, quando avete, insomma, non acquisito, mi sentirei di dire, coccolato il mondo del golf padovano e poi veneto, è stato quello che il golf deve essere non per pochi ma per tutti, e a partire dai giovani, con grandi progettualità, soprattutto tue, per entrare nelle scuole e per raccontare che cos'è il mondo del golf anche all'interno di un circuito e di un perimetro sportivo, ma soprattutto di comunità. In questo video si è visto tanta comunità, tante relazioni, e quindi grazie, e ti lascio la parola con grande emozione per raccontare quello che avete fatto e quello che state facendo, che per noi è importantissimo in tutto il Veneto. Prego. Grazie mille delle belle parole e dell'invito. Devi premere, ecco lì, perfetto. Grazie mille delle belle parole e dell'invito qui. Noi siamo veramente fieri di essere
di avere questo appoggio da parte della nostra comunità, perché sentiamo in questi ormai 11 anni di aver fatto tanto. Noi crediamo che il golf sia uno sport veramente per tutti, uno sport con la S maiuscola che insegna tanti valori, e il fatto che uno possa iniziare a praticarlo fin da piccolo è una grande opportunità nella vita. Questa gara in particolare, che abbiamo avuto la forza di fare ormai per 11 anni, ogni anno è sempre cresciuta sia in qualità che in intensità, è una gara che vede bimbi arrivare da tutto il mondo, proprio perché bimbi in realtà dai 6 anni ai 18, quindi bimbi, ma anche poi ragazzi più grandi, ma e questa cosa crea un ponte incredibile fra gli stati, fra le culture, proprio perché il golf unisce, perché hai una base di valori etici che ti accomuna, e questo siamo riusciti un pochettino anche poi a espanderlo a tutto il nostro mondo locale, perché al tempo stesso cerchiamo anche di valorizzare non solo lo sport in sé, ma andare oltre e unire un po' tutte le nostre eccellenze, perché diventa anche un grande volano di pubblicità per il territorio, sia locale che veneto in tutto. Anche perché è dimostrato che tutti quelli che vengono poi alla fine fanno la gara, ma poi ne approfittano anche per visitare le nostre meraviglie. Quindi siamo anche felici di dare con il nostro lavoro un contributo al turismo veneto, anche se ovviamente il turismo veneto viaggia su numeri grandissimi, però nel nostro piccolo cerchiamo di creare un turismo anche di qualità. Grazie, io sento da aggiungere che è verissimo, il golf come altri settori, in Veneto il turismo è la prima industria, è la prima economia, abbiamo raggiunto il record, superato negli ultimi anni post-Covid anche il record che avevamo ottenuto nel 2019, è uno dei segmenti itinerari e credo di poter dire delle occasioni più importanti, come diceva lei, dicevi tu, insomma, il golf quale occasione per poi visitare i nostri patrimoni storico, archeologico, culturali, ma c'è una particolarità che va ricordata, che gli impianti, i campi da golf di questa bellissima realtà, di questo circuito padovano sono diciamo circondati da riconoscimenti dell'UNESCO, recente quello del MAB UNESCO Colli Euganei, non c'è una realtà che possa vantare ad essere così coccolato da riconoscimento UNESCO come anche gli impianti sportivi golfistici, quindi è una particolarità che noi vogliamo ricordare. Tutta padovana, penso non formalmente non sarà tutta padovana, ma sicuramente quasi tutta sicuramente padovana, questo è la conferma che per noi è uno dei tasselli importanti su cui investire, che abbiamo in attenzione e che vorremmo investire ancora di più nel prossimo futuro, nelle strategie del turismo per il Veneto, ma anche sportive. Con questo io vorrei collegare questa esperienza insomma, sportiva, culturale, chiamando, se il Presidente mi concedi, la dottoressa Marta Minozzi, referente in marketing ed eventi. Il fil rouge lo è lei su questa. Ho perso solo un'edizione perché ero in maternità, quindi la so a memoria. La dottoressa Casati nuovamente, ma Marta Minozzi è insomma colei che insomma lega insieme sport, cultura, divertimento, ospitalità, assolutamente, e anche, se posso dire, coesione sociale, o meglio anche promozione di quello che per noi è importantissimo, è anche l'attività e l'iniziativa e le charity che sono collegati con gli eventi a questo circuito e questo diciamo momento sportivo. Prego, grazie. Grazie a te, grazie a lei per questa introduzione. Siamo in famiglia, l'hai detto tante volte, l'hai ripetuto, quindi, e poi nel mondo del golf effettivamente ci si dà del tu, quindi ben volentieri ti do del tu. Grazie.
Sì, non sono solo io effettivamente a organizzare il tutto, ovviamente c'è la famiglia Casati che ci sostiene, ma c'è la US Kids Foundation, con tutto lo staff della US Kids Italy, la presidente Lola Gerz, che avrete visto in questo video, piuttosto che nel videoclip iniziale. È un evento emozionale, che emoziona sempre, vedere questi bambini che vengono l'anno scorso addirittura da 42 diversi paesi. Io che mi occupo poi di prendere tutte le bandiere dei paesi, devo sempre stare attenta a non perderne una. E è un evento emozionale, è un evento appunto dove vedere tutti questi bambini in campo sfidarsi con la loro genuinità, ma la loro grinta, la sportività, il fatto che vengono al Venice Open perché vogliono ritrovarsi, vogliono stare assieme. Con le loro famiglie, perché comunque il focus comunque della US Kids è giocare a golf fin da bambini con il supporto della famiglia, tanto che vengono organizzati anche dei parent seminar proprio per poter accompagnare nel migliore dei modi i ragazzi in campo e sostenerli nel modo corretto. È bellissimo quando questi bambini poi hanno di quelle azioni che poi premiamo con dei premi fair play, perché ci sono delle situazioni in cui veramente solo bambini e ragazzini possono interagire in questo modo, dove si aiutano l'uno con l'altro. È una sfida, ma è una sfida in campo che loro vivono veramente con amore e gioia. È emozionante questa parata delle nazioni che avviene sempre ogni anno nel momento dell'Open Ceremony, dove questi bambini e ragazzi sfilano assieme anche comunque agli accompagnatori con la bandiera dei loro paesi, uno per uno. Il presidente della US Kids, Dan Van Horn, è sempre presente e fa questo discorso introduttivo assieme a tutte le istituzioni che sono sempre invitate, sono presenti, e quindi vi ringraziamo anche per il sostegno che date. Altro importante sostegno ovviamente lo danno gli sponsor, che con noi ci seguono alcuni da molto tempo, poi siamo sempre alla ricerca anche di nuovi sponsor per poter dare una sferzata di novità ogni anno a questo evento. E sicuramente poi l'aspetto benefico, come prima accennavi all'Isola che c'è, per aiutare. È bello che siano bambini ad aiutare altri bambini meno fortunati. E poi cerchiamo di sensibilizzare l'aspetto della charity sicuramente, ma anche tutto l'aspetto che è l'essere anche volontari. Questo perché abbiamo coinvolto da un paio d'anni a questa parte, ci sostengono e ci aiutano anche nella sensibilizzazione appunto alla tutela dell'ambiente piuttosto che al volontariato, anche l'IBB, la protezione civile con il reparto antincendio boschivo dei Colli Euganei, e quindi fanno delle dimostrazioni, arrivano con l'autobotte, i ragazzi si divertono, mettono l'elmetto e lanciano quest'acqua nel campo pratica, quindi poi parleremo della sensibilizzazione e anche dell'aspetto ambientale. Ecco, quindi questo è un po' il cuore del Venice Open. Il cuore del Venice Open siamo noi, ma sono soprattutto i bambini, i ragazzi e le loro famiglie che appunto ci seguono da anni, scoprono il nostro territorio e sono sempre con noi a rendere vivo questo evento. Grazie alla dottoressa Minozzi. Quindi abbiamo compreso bene il valore di queste giornate, che vedono tanto sport, tanto turismo, tanta anche beneficenza, ma c'è un'attenzione particolare non solo in quei giorni, e credo che debba a questo punto invitare il dottor Alessandro De Luca, responsabile progetti sostenibilità e ambiente per il gruppo Play Golf 54. Dottor De Luca, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Perché in questo gruppo, in questo mondo golfistico padovano, per iniziativa della famiglia Casati, credo di sì, senza offendere nessuno, c'è tantissima attenzione all'ambiente, alla natura e soprattutto alla sostenibilità. Un tema che a noi è molto caro in questi ultimi anni, che è il pilastro, forse quasi sempre il pilastro principale su tutte anche le nostre scelte, con attenzione di programmazione di investimenti di infrastrutture, non solo, ma soprattutto perché c'è uno sguardo al futuro per i nostri ragazzi. Assolutamente sì, il golf si svolge all'aria aperta dell'ambiente, e quindi è fondamentale che l'ambiente sia parte integrante di tutto quello che avviene intorno alla parte sportiva, alla parte di divertimento, ma poi anche la parte del rispetto per l'ambiente, che poi è quello che ospita
manifestazione. Io mi occupo sono un agronomo, quindi mi occupo sostanzialmente di gestione degli impianti sportivi, proprio per ciò che riguarda l'aspetto ambientale, e con il gruppo Play Golf 54 ho avuto praticamente carta bianca per poter sviluppare tutti i vari progetti utili non solo per i campi del Play Golf 54, ma diciamo per il golf in Italia in generale, in Italia e nel mondo. Ci siamo già dall'inizio ci siamo impegnati ad esempio con delle attività di ricerca. Abbiamo introdotto per esempio in Italia, nel nord Italia per la prima volta, la Bermuda Grass, che è una specie che permette di risparmiare tantissimo acqua, di utilizzare pochissima acqua, di non utilizzare prodotti chimici e fertilizzanti, proprio il minimo sindacale, il minimo indispensabile. E, tra l'altro un modello che poi siamo riusciti ad esportare anche in altri, ci hanno seguito anche in altri impianti sportivi nel nord Italia, e questo ci ha reso molto, molto fieri. E ovviamente tutto questo progetto, insieme a questo argomento della Bermuda Grass, insieme ad altri progetti, ci è piaciuto condividerlo anche con il Venice Open. Perché il Venice Open è una gara di bambini, quindi di ragazzini, e per noi è importante che questi messaggi di sostenibilità siano trasmessi alle nuove generazioni. Nel caso del Venice Open abbiamo il vantaggio di avere le nuove generazioni, ma anche le loro famiglie, che di solito saranno sempre al seguito dei ragazzi, per cui è una comunicazione a tutto tondo. Noi nel corso dell'evento raccontiamo proprio quello che abbiamo fatto e che facciamo a sostegno dell'ambiente. Oltre al discorso al progetto della Bermuda Grass, ad esempio abbiamo instaurato un rapporto con il museo Esapolis, il museo di Selvazzano, abbiamo fatto un censimento entomologico e grazie a loro abbiamo introdotto delle specie autoctone particolarmente predisposte ad aiutare le api, quindi a produrre tanto polline. E non è un caso che poi abbiamo, sempre con una realtà locale, abbiamo avviato una collaborazione con dei giovani ragazzi che avevano appena intrapreso l'attività di apicultori, e quindi gli abbiamo messo a disposizione il nostro campo con queste specie che c'erano state proposte suggerite dal Museo Esapolis, e abbiamo cominciato a produrre miele. Miele è un miele millefiori, ovviamente, che ovviamente siamo in un campo da golf, non potevamo chiamare millefiori, ma abbiamo chiamato miele mille buche, proprio per restare in tema. Oltre a questo facciamo anche altri eventi, ad esempio abbiamo lanciato un progetto sulla plastic free. Su questo ci ha aiutato sicuramente il consorzio Corepla, un consorzio ministeriale, certo, che ha installato, proprio in occasione della 10ª edizione, ha installato nei 3 campi dell'evento dei compattatori di plastica, di bottiglie di plastica, e la cosa ha avuto molto successo e ci ha permesso proprio di coinvolgere direttamente, cioè i ragazzi che partecipano all'evento diventano loro stessi attori di questo impegno sulla sostenibilità, cioè erano loro stessi che andavano a mettere le bottiglie nei compattatori a fronte di gadget che davamo in base al numero di bottiglie, per cui c'era stata anche una competizione su quante bottiglie compattavano uno più dell'altro, quindi è stata anche una competizione, diciamo, anche da questo punto di vista mirata proprio alla sostenibilità ambientale. Grazie a queste azioni abbiamo ottenuto anche dei riconoscimenti. Ovviamente non l'abbiamo fatto per quello, ma ci ha fatto molto piacere che poi la cosa abbia interessato e abbia coinvolto anche altre istituzioni, non solo nazionali. La Federazione Golf ci ha insignito di ben 3 riconoscimenti impegnati nel verde per le varie attività svolte, ma anche degli organismi internazionali, in primis GEO, che è una fondazione, Golf Environment Organization, un'organizzazione internazionale no profit, che si occupa proprio di certificazione ambientale dei percorsi di golf. Come Golf Montecchia abbiamo ottenuto la certificazione già dal 2013, confermata negli anni, ma poi abbiamo avuto anche la possibilità di mettere sotto il loro esame anche tutto l'evento Venice Open, e abbiamo ottenuto una certificazione anche per il Venice Open. Questo è
per ben 8 anni consecutivi. Questo è l'ultimo premio che abbiamo, l'ultimo riconoscimento che abbiamo ottenuto. Oltre a Geo, ad esempio l'RNA, che sarebbe l'ente mondiale che gestisce e governa il mondo del golf, corrisponde un po' alla FIFA del calcio, anche RNA ha puntato gli occhi su di noi e ci hanno insignito di ben 2 riconoscimenti. Un primo riconoscimento come International Sustainable Golf Course of the Year nel 2018, e più di recente, proprio anche grazie all'attività della produzione di miele, abbiamo vinto il premio internazionale per l'Operation Pollinator. Cioè, tutte queste operazioni che abbiamo fatto di introdurre nuove specie, di creare degli habitat per le api e soprattutto produrre un miele e promuoverlo poi, no? Dicendo guardate che nel campo da golf si può fare anche qualcosa di estremamente positivo. E quindi abbiamo cominciato a produrre miele proprio per lanciare questo messaggio. Messaggio che tra l'altro durante il Venice Open trasmettiamo anche attraverso dei questionari. Facciamo dei questionari dove chiediamo ai ragazzi e anche alle loro famiglie se per caso hanno notato il fatto che in campo c'era la bermuda grassa, che in campo c'erano dei fiori particolari, che c'erano degli alveari o che c'era il compattatore. Quindi se per caso non dovessero averle notate, con il questionario gliele facciamo notare per forza. E devo dire che la cosa ha funzionato molto bene e siamo molto orgogliosi, insomma, della cosa fatta. Per l'occasione magari ho piacere di farle assaggiare questo miele che noi lo diciamo per ovvi motivi che è buonissimo, però abbiamo ottenuto anche dei riscontri anche da fonti, diciamo, indipendenti che il miele effettivamente è un miele di grande qualità, soprattutto pulito, nel senso che non facciamo nessun tipo di trattamento in campo, cioè i 90 ettari di campo sono completamente puliti. Non ultimo, qualche anno fa abbiamo fatto anche per il quale tra l'altro abbiamo ottenuto un ulteriore riconoscimento, abbiamo lanciato anche per la prima volta al mondo la gestione di un campo da golf secondo i criteri dell'agricoltura biologica. E su questo siamo stati aiutati dall'Università di Pisa, dall'Università di Padova ovviamente, dall'Università di Torino e dall'Università di Bologna. Abbiamo ottenuto dei risultati che sono stati anche presentati a numerosi convegni scientifici internazionali e che ovviamente anche in questo caso abbiamo comunicato durante il Venice Open, e anche da questo ci è arrivato un riconoscimento dall'estero. Quindi ecco, insomma, il nostro focus divertimento, sport, ma anche ambiente, sostenibilità dell'ambiente. Noi qui siamo di passaggio, è importante che chi arriverà dopo di noi sia cosciente di questo e quindi preservi al massimo, tenga quanto più possibile alla conservazione dell'ambiente nel quale in questo caso giochiamo. Grazie dottor De Luca, grazie anche per questo pensiero meraviglioso. Leggevo 1000 buche del Golf Montecchia, stupendo. Non so se si riesce a inquadrare, è piccolino. Grazie del pensiero. Con la conclusione dell'intervento del dottor De Luca inviterei la dottoressa Casati per concludere questa conferenza stampa che prendo come davvero una grande occasione, di un grande messaggio, le ultime parole del dottor De Luca, perché è vero, l'11ª edizione, non solo, anche prima, ma con questa edizione ancora di più, della US Kids Venice Open, non è solo sport, non è solo golf, ma ci sono tantissimi, c'è un mix di messaggi e di occasioni nel incarnare questi messaggi nei nostri ragazzi, importantissimo. Forse credo di poter dire che è una meraviglia su meraviglia. Lascerei a te, Presidente, nel concludere questa conferenza stampa, che ho avuto l'orgoglio, il piacere e l'orgoglio di ospitare qui quest'oggi insieme a voi, di un evento meraviglioso. Ricordo 17-19 agosto nel territorio padovano, una meravigliosa cornice di golf che prima ricordavamo,
E quindi a te la conclusione con l'invito a rivederci tutti, a vivere questo momento non solo di sport ma di vita nel prossimo agosto a Padova. Prego, Presidente. Grazie ancora di questa opportunità di condividere per noi questi 11 anni di Venice Open. Come è stato detto da Marta e da Alessandro, questa è una gara che non è solo una gara, cioè negli anni ha raggiunto un livello tecnico e agonistico sempre più alto ed è comunque importante sottolinearlo perché alla fine i ragazzini vengono a fare sport e il golf in quel momento è il loro focus. Però è una gara piena di altro e soprattutto piena di valori. I valori sono un po' incarnati anche da tutto lo staff, perché è uno staff multiculturale, un po' americano, un po' italiano, un po' da tutto il mondo alla fine, perché abbiamo anche altri elementi internazionali che ci aiutano. E lo staff in primis è lì con dedizione, con passione, con impegno e con attenzione verso i nostri ragazzi. Quindi lo staff è il primo a dare il buon esempio, se si può dire così. E le famiglie che continuano a tornare anno dopo anno, secondo me lo fanno perché vengono un po' coinvolte da quest'aria che si respira, che è anche comunque un'aria di festa, perché il momento in cui tutti i bambini sventolano la loro bandiera, secondo me è un qualcosa che tocca, perché dà un po' senso al tutto, insomma. Penso che ci siano dei bambini che vengono lì solo per vivere quella passeggiata con la propria bandiera sulla spalla. E questa cosa dà la forza anche a noi tutti gli anni di continuare a lavorare e a cercare di ripetere quello che abbiamo fatto, ma anche di arricchirlo e di fare sempre meglio. Quindi, che dire, noi siamo aperti a tutti quelli che hanno voglia di venire ad aiutarci o anche solo a passare, a vedere, a curiosare, perché avremmo il piacere di estendere questa esperienza a tanti altri, a tanti non golfisti che magari grazie a questa gara possono venire. È già successo che alcuni bambini che sono passati anni fa adesso hanno il piacere di giocare questa edizione, perché sono stati un po' toccati dall'esperienza, da quello che hanno visto, e hanno detto caspita, io voglio prendere parte a questa gara, e ci sono riusciti. Quindi dopo tanti anni possiamo anche vedere un po' i frutti di un certo lavoro. Oppure abbiamo dei ragazzi che l'hanno giocata e adesso vengono ad aiutarci come parte dello staff. Viva. E quindi i legami, i ponti tra le persone, le culture sono veramente sempre più forti, e questo ci riempie di orgoglio. Ecco. Grazie. E grazie a voi che ci supportate, perché sono eventi in cui veramente c'è una parte di impegno umano, tra virgolette, altissimo. E se non fosse cioè il fatto di sentire che comunque non sei solo, ma c'è un gruppo intorno a te e si fa squadra, è veramente tanto di aiuto. Quindi grazie per quello che fate, perché ci serve molto. No, grazie, dobbiamo dirlo noi. Io chiuderei così insieme a te, Presidente, a tutti voi. Evviva il golf, evviva l'US Kids Venice Open. Vi aspettiamo non solo per gli atleti, ma anche per chi vuole seguire questo magnifico evento sportivo di 3 giorni. 17-19 agosto in territorio padovano, in una cornice bellissima dei Colli Euganei, e soprattutto non solo golf, tanto golf, ma anche tantissimo altro. Grazie a tutti e ci vediamo il 17-19 agosto. Il 16 agosto abbiamo la cerimonia di apertura, Ecco, quindi il 16 giorno agosto. prima, no, la gara è La 17, regia mi 18, corregge, 19, brava. no, il 16 agosto, se volete, se siamo aperti a tutti gli spettatori che vogliono venire a vedere la cerimonia di apertura, che veramente è un bel momento da condividere. Fatto bene, Presidente, quindi l'appuntamento è il 16 agosto, tutti insieme per dare il via a questa grande